Ha vinto la linea dei governatori, bisogna cambiare subito le regole, ribadiva da giorni Zaia, altrimenti mezza Italia starà a casa. Inoltre la pressione nei centri tampone era diventata insostenibile, in ogni zona attese di ore sanitarie ormai allo stremo. Così è arrivata la decisione, stop quarantena per chi ha fatto la terza dose o la seconda entro 4 mesi. È solo una delle novità del nuovo decreto legge che scatterà dal 10 gennaio. La prima riguarda il Green Pass rafforzato, che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dal Covid. Dopo averlo reso obbligatorio anche per consumare al bancone di bar e ristoranti, ora sarà necessario per utilizzare tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli pubblici locali e regionali. Una rivoluzione soprattutto quando dovranno tornare a scuola gli studenti. Non solo, il Super Green Pass sarà necessario per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciali anche in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto, centro culturale, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Cambio di rotta, come detto, anche per l'isolamento. Non sarà più prevista la quarantena per coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi nei 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della terza dose. Non è tutto, nei 10 giorni dal contatto con un positivo, le persone dovranno indossare le mascherine di tipo FFP2 e effettuare solo qualora sintomatici un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con il positivo. Il decreto legge prevede inoltre la cessazione della quarantena o dell'autosorveglianza dopo l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso i centri privati. In quest'ultimo caso bisognerà inviare all'ASL il referto a esito negativo con modalità anche elettroniche. Infine, le strutture dedicate allo sport. Il decreto prevede che le capienze torneranno al massimo al 50% per stadi e impianti all'aperto e al 35% per i palazzetti al chiuso.